La Tosca sul palcoscenico del Teatro Comunale di Treviso, il pubblico è virtuale via streaming. Teatro Stabile del Veneto e Comune non hanno voluto fermare la produzione di Musincantus malgrado il DPCM. Siamo stati l'unico teatro d'Italia a aver voluto dare questo segnale, quindi a andare lo stesso in scena, ovviamente a porte chiuse in totale sicurezza, e a mandare la Tosca, la nostra prima in streaming. Il pubblico ci ha seguito, sono stati oltre 2000, diciamo, gli utenti, gli spettatori unici che hanno seguito, quindi vuol dire 4 volte, anzi sì, più di 4 volte il pubblico che sarebbe stato in sala. E credo che sia stato un segnale molto importante anche nel rispetto nei confronti degli artisti e quindi di supporto a tutta la categoria, perché vuol dire che tutti coloro che hanno lavorato a questa prima straordinaria saranno e sono stati pagati, ma anche un segnale importante di continuità. Questa penalizzazione rischia di creare dei danni strutturali anche importanti a questa industria di questa forma di intrattenimento dal vivo. Quindi da parte della nostra amministrazione tutto il supporto e faremo qualsiasi cosa anche per dare un segnale proprio che la cultura non si ferma. Le arti aiutano le arti, perché grazie alle arti visive, e non svelo di più, i nostri teatri rimarranno aperti. La cultura non si può fermare.